Ecco come si presentava questa mattina l'entrata per il passaggio provvisorio sul Piave a Ponte della Priula. Transenne dalle 7, traffico deviato. Sinistra, segue indicazioni autostrada Venezia. Prego. Per Revine Lago le conviene prendere Treviso Nord autostrada e andare su. Non per Macerata perché è chiuso per un grosso incidente. Queste le indicazioni da dopo le 8, quando il traffico si era fatto più intenso e probabilmente a causa del sovraccarico di veicoli lungo l'alto percorso di Salettuol, ben 2 incidenti hanno tagliato in 2 la Marca. Un tamponamento all'altezza della rotonda di Tezze di Vazzola e un'auto rovesciata a Candelù di Macerata hanno bloccato anche l'altro attraversamento sul Piave. A quel punto o si prendeva la 27 o si scendeva fino a Ponte di Piave, altrimenti per l'altro varco bisognava raggiungere Vidor. Inevitabili le reazioni sconsolate ma anche molto irritate dei conducenti. Si deve andare a Treviso Nord, autostrada, uscita Conegliano. Non ci sono altre... Ma se là è chiuso, no? Uno fa il giro da là, dalla house brand viene qua di nuovo ed è chiuso di nuovo. Ma scusa là, non puoi scrivere che dovevo dare la spaziale. I ponti sono tutti chiusi, anche quello di Macerata. Anche là? Sì, perché è stato un incidente. Incidente qua, incidente là? No, qua è chiuso perché c'è la piena del Piave, di là invece perché c'è stato un incidente. Quindi vado a casa. Quindi le conviene andare a prendere Treviso Nord, deve andare verso Conegliano, autostrada. Ma non lo scrivono neanche, cioè ti fanno fare il giro della Madonna di nuovo per venire qua, che è chiuso qua. Scrivi là che è chiuso, punto, no? Poco prima di mezzogiorno il Piave ha iniziato a calare e sul posto i tecnici dell'ANAS hanno iniziato a controllare il ponte provvisorio per capire se la forza dell'acqua aveva fatto qualche danno alla struttura. Nel primo pomeriggio le prove di carico e dopo le 15 la viabilità è tornata alla normalità, ma non le polemiche arrivate soprattutto dal mondo economico. Non possiamo fermarci perché dopo una piova i fiumi si ingrossano e non ci sono ponti da attraversare. Senza infrastrutture non si va da nessuna parte, lo dimostrano i fatti.